Bene, eccoci qua, nuovo giro in bici, visto che gli scorsi video sul tema sono andati così bene, io ci provo di nuovo, gli do contro all'algoritmo, vediamo se vinco io o vince lui. Oggi sono partito da casa in bici per farmi un giretto di circa un'ottantina di chilometri, credo. Vado un po' a caso, ho un paio di mete, ma non un percorso preciso, e quindi vediamo cosa viene fuori. Purtroppo mi sono dimenticato il sostegno della videocamera a casa e quindi mi tocca fare un vlog di questo tipo. Vediamo cosa viene fuori. Ovviamente parlerò nei punti più semplici senza rischiare di andarmi a schiantare su qualche muretto. La prima tappa di oggi è Artemis, da cui prenderò la salita per il paese di Portsous. Salita che dovrebbe essere abbastanza dura, è stata fatta dal Giro d'Italia nel 2013-2014 mi pare. Adesso vediamo se trovo un baretto che mi bevo pure un caffettino. Bene, caffè bevuto, adesso attacco la prima salita di giornata. Dovrebbero essere circa 9 km con una pendenza media del 9, mi sembra, e pendenza massima del 12. Oggi praticamente la prima uscita semi-invernale che faccio. Stamattina alla partenza c'erano 8 gradi e comunque non sono ancora vestito da inverno, ho la salopetta estiva con i gambali, poi ho messo una termica, maniche lunghe e maglietta estiva. Al momento tutto bene, anche perché adesso con l'avanzare della giornata e verso mezzogiorno secondo me arriviamo sui 15 gradi, quindi fa freddo la mattina. Questo sinceramente mi mette un po' in difficoltà perché non so bene come vestirmi, però grazie ai consigli del biciclo friulano, che ha fatto un paio di storie su come ci si veste, almeno come lui si veste, ha dato un paio di consigli e riesco a regolarmi un po' meglio. La strada adesso si fa abbastanza dura e quindi smetto di parlare e noi ci vediamo quando arrivo al punto panoramico di Portsous. Bene, dopo un'oretta circa, un po' di meno, sono arrivato a... prima ho superato il paese di Portsous, adesso sono sul punto panoramico di Portsous per l'appunto, dove c'è la panchina. Oggi vista spettacolare, si vede giù il mare nel golfo di Trieste, è una giornata stupenda. Anche qua ci sono tutte le prealpi Giulie, si vedono benissimo, poi giù di là verso il Pordenonese è un po' più velato, ma diciamo che come panorama si vede di sicuro fino al tagliamento benissimo. E poi giù, adesso il mare, qua è un po' nascosto dagli alberi, ma insomma qui dietro è veramente giornata pazzesca. Portsous è famoso per due cose principalmente, uno per l'eccidio di Portsous, un fatto che è avvenuto, si sono uccisi tra partigiani di diverse fazioni qui alle Malghe, ti lascio sotto un link con tutta la storia. Il secondo fatto è che qui sotto al paese dove c'è il cimitero, mi sembra negli anni 60, è apparsa la Madonna ad una ragazzina, mi pare. Poi, Portsous è anche il paese dei muretti a secco, ce n'è diversi, li hanno ristrutturati, è molto bello, molto carino. Bene, dopo il momento super quark, adesso pausa banana sulla panchinetta tattica che c'è qui, con vista speciale su tutta la pianura friulana. E poi riprenderò in quella direzione, vado verso Subit e poi invece di riscendere diciamo verso sud, giro verso nord, vado verso la Slovenia fino a Ponte Vittorio Emanuele II. Bene, discesa terminata, sono al confine tra Italia e Slovenia, di là si va in Slovenia verso Bregini, bel giro anche quello, tornerò a farlo. Oggi invece mi fermo qui a Ponte Vittorio Emanuele e adesso riparto e vado verso Platiskis, su di là. Mamma che capelli! Questo è il Ponte Vittorio Emanuele, è stato costruito nel 15 per portare i rifornimenti verso Caporetto in maniera più rapida anche da questa parte. Il confine poi è stato spostato dopo la fine della seconda guerra mondiale qui sul Natisone, questo è il fiume Natisone. E c'è una storia diciamo particolare per queste zone, in quanto nel ventennio fascista è stato costruito quello che viene chiamato il Vallo Littorio, cioè una serie di fortificazioni lungo
tutta la linea delle Alpi che serviva a proteggere il confine dall'impero austro-ungarico e dalla Francia nelle Alpi occidentali. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, i territori che prima erano Italia, diciamo Caporetto, sulla Valle dell'Isonzo, sono passati alla ex Jugoslavia. E poi con i patti di Varsavia, anche insomma con tutti i patti dopo la fine della seconda guerra mondiale, la zona di confine doveva essere smilitarizzata, per cui tutte le opere difensive dell'ex Regno d'Italia erano del fronte orientale erano in Slovenia, in ex Jugoslavia, Quindi l'Italia, diciamo che era sguarnita su questo fronte, e siccome di Tito non è che ci si fidava più di tanto, negli anni 50 è iniziata la costruzione di una serie di opere difensive che dovevano servire in caso di attacco da parte dell'est. A differenza del Vallo Littorio, però, il concetto era diverso. Non si facevano più delle grosse fortificazioni scavate in roccia, ma venivano studiati dei punti precisi dove posizionare delle opere che praticamente erano dei punti di mitragliatrice oppure dei punti dove venivano installate delle teste di carro armato che dovevano servire a rallentare eventualmente l'arrivo del nemico, in quanto queste opere rallentavano e intanto si chiamavano i soldati che erano dislocati in una marea di caserme tra Udine e Cividale. Ce n'è ancora tantissime. A Udine, credo che abbia solo Udine, mi sembra che abbia 6 o 7 caserme, poi c'erano a Cividale, a Premariacco, a Remanzacco, un sacco di caserme che ospitavano un sacco di soldati che dovevano entrare eventualmente in azione in caso di attacco. Queste postazioni, ne ho incrociata una scendendo verso Prosenicco, e venivano camuffate, finti fienili, finti acquedotti, oppure venivano inserite anche queste dentro, scavate dentro nicchie di roccia, perché dovevano essere nascoste, in quanto dovevano essere dei punti di fuoco che dovevano andare a rallentare il nemico, ma non dovevano essere individuate, perché se venivano individuate era facile renderle inoffensive, per cui erano camuffate e in caso di necessità veniva smantellato il camuffamento in poco tempo, entravano subito in azione. La gestione di questi punti fortificati era stata affidata a un reparto speciale dell'esercito italiano che si chiamavano i fanti d'arresto. I fanti d'arresto gestivano le opere sulle Alpi orientali, prealpi orientali, queste zone qui diciamo, da Passo Tanamea fino a Gorizia e Trieste, mentre gli alpini d'arresto gestivano quelle opere che erano rimaste del Vallo Littorio, che poi erano state riconvertite, per cui nella zona alpina, quindi da Passo Tanamea fino al confine con l'Austria e poi continuava verso il Veneto e il Trentino Alto Adige. C'erano questi due reparti che hanno operato fino agli anni 90, perché poi con la caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell'ex Jugoslavia e la creazione della Repubblica di Slovenia non serviva più avere questi punti, quindi sono stati dismessi, hanno tolto tutte le opere, tutti gli armamenti, però non hanno smantellato le opere. Purtroppo sono state un po' abbandonate, sarebbe bello che venissero riqualificate. Altra cosa particolare è che, siccome non sono ancora passati 50 anni dalla dismissione di queste opere, i progetti, i disegni sono ancora segretati, per cui bisognerà aspettare, mi sembra, il 2040, intorno al 2040 dovrebbero essere segretati i disegni. Bene, adesso parto per la seconda salita seria di giornata, quella che mi porterà alla Sella di Sant'Antonio. Sono quasi arrivato a Platiskis, sono arrivato da qua e adesso eccolo qua, un altro bunker. Questo è stato chiuso, qua ci sono delle paratie, eccolo lì c'è la bocchetta e qui continua. Questo probabilmente aveva anche un deposito munizioni e qualche postazione per i soldati. Ci deve essere qualcosa anche qua sopra, vedendo sulle cartine, uno un po' più alto, e dopo ce n'è uno anche qui, si vede la paratia abbastanza bene, e anche questo è un altro bunker su cui poi probabilmente lì sopra usciva qualcosa, una mitragliatrice o comunque qualcosa per offendere. Ecco lì la paratoia, poi ci sono le prese d'aria, anche ogni tanto magari ce n'è una là, l'ho appena superata, l'ho vista prima, sono dei comignoli, eccoli qua, ecco, quindi ecco, c'è qualcosa anche qua sotto, ci sono questi due
queste due prese d'aria, quindi probabilmente su questo sperone c'era qualcosa, e la posizione, poi adesso con gli anni è ricresciuta un po' la vegetazione, però diciamo che il corso del natisone è qua sotto, e poi in quella direzione questo è il Monte Mia con la Valle del Pradolino qui di fianco, e vabbè di là quello è il Monte Nero, è già Slovenia, quindi diciamo che questa postazione serviva in caso di attacco da questa parte a rallentare appunto l'eventuale attacco. Bene, sono alle porte di Platiskis, adesso attraverso il paese, rampetta finale, sono a questo passo di Sant'Antonio, Bocchetta di Sant'Antonio, poi scendo a Pian di Tapù, risalgo verso Taipana e poi discesa verso casa. Bene, sono arrivato allo scollinamento della seconda salita, Sella Sant'Antonio, adesso praticamente ritorno verso la Valle del Cornappo, circa. Adesso è quasi l'una, fa caldino, saranno, come dicevo, circa una quindicina di gradi, quindi al sole si sta bene, fa anche abbastanza caldo. Il problema è in discesa, soprattutto nell'ombra, perché fa freddo, lì fa proprio freddo. Anche qui colori speciali, qua tutta la catena del Gran Monte. Oggi era da fare un trekking qua su e si vedeva benissimo tutto, però vabbè, giornata splendida anche in bici. Qua sotto invece c'è Plan di Tapù c'è un maneggio anche molto famoso e importante. Va bene, dai, giù in discesa, spero di non morire congelato. Ma guarda che spettacolo di colori oggi, assurdo, è giornata pazzesca. Bene, sono alla fine anche dell'ultima mini salita di oggi, sono qui allo scollinamento dove c'è l'azienda agricola Azzore, fanno formaggi di capra molto buoni, tra l'altro si può anche visitare l'azienda e ogni tanto fanno anche le passeggiate con le capre, quindi questa è l'azienda, poi le capre sono là dietro. Adesso qua arrivo, mi fermo, mi vesto, mangio una barretta e giù in discesa. Questa molto divertente, strada bella larga, asfaltata bene, ci si diverte. Bene, ho terminato la discesa, sono arrivato a Nimis, adesso mi sto dirigendo verso casa. Ho fatto una sessantina di chilometri, adesso ne avrò un'altra quindicina per arrivare a casa. Inizio ad essere un po' stanco, le gambe sui rilanci, ho le cosce, soprattutto la coscia destra che mi fa partire qualche crampetto. Non sono proprio al limite, forse qualche altra salita sarebbe deleteria, ma ormai è quasi tutto in piano, anzi anche in leggera discesa, quindi pian pianino torno a casa. Avrei fatto forse ancora qualche chilometro in piano, sono appunto a una sessantina, arriverò attorno ai 70, forse 80 chilometri. È stata la prima salita molto faticosa, anche se sono andato su davvero bene, ma forse un po' troppo forte. Dopo la seconda salita ho avuto un ritmo un po' più blando, però le ho portate a termine tutte e due, sono abbastanza soddisfatto anche del giro, molto bello, come al solito posti abbastanza isolati, quindi poco traffico, poi ci sono veramente un sacco di colori ancora dell'autunno. Qui probabilmente ha piovuto molto 3 giorni fa, ma evidentemente non ha fatto cadere tante foglie, e soprattutto nel tratto sotto vicino al Natisone c'erano dei colori pazzeschi, fortissimi. Infatti sono proprio contento del giro di oggi. Va bene, ora la strada sarà abbastanza monotona fino a casa, quindi chiudo il video qua, anche perché non ho altro da raccontarti, ormai ti ho già raccontato tutto sul giro. Quindi ti lascio sotto in descrizione, troverai informazioni sull'eccidio di Porzus, la questione della Madonna, la questione della fanteria d'arresto, ti lascio sotto tutti i link. In più troverai il link della traccia, la metto su Strava, magari se mi ricordo la metto anche su Komoot. È un bel giretto in questa stagione, molto bello, ma probabilmente si può fare tutto l'anno. Ecco, forse d'inverno bisogna stare attenti se ha nevicato, perché si rischia di trovare ghiaccio secondo me, scendendo soprattutto verso Prosenico e Platiskis, lì potrebbe ghiacciare, quindi forse è pericoloso.
ma tutto il resto dell'anno direi giro bello anche d'estate, perché sono zone comunque fresche, quindi a parte la salita lato sud dove si patisce, ma dopo probabilmente si va via belli freschi. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!